Buonasera, buon lunedì, bentrovati a Corner. Si preannuncia una serata particolarmente calda, quella di questa sera. Abbiamo tanto veramente di che parlare dopo il pari di ieri del Catania sul campo del Potenza. Come sempre lo faremo insieme a quella che è la squadra poi di Corner. Vedete qui alla mia destra Angelo Patanè. In allenamento tutti quanti perché abbiamo 90 minuti da gestire insieme. E poi ancora Alessandro Vagliasini che è un po' ammaccatello stasera, però vi do subito due bombe di mercato. Facciamo subito. Facci dare. Gagliano al Monopoli, ufficiale, sì. Patanè in procinto di andare al Cosenza. Allora io ti posso iniziamo da qua. tu sei. Veramente, documentatevi perché è vero. Oggi mi assomigli un po' a un personaggio fantastico che era Tafazzi. No, guardatelo un attimo Tafazzi, perché Tafazzi ce l'aveva giù. No, vabbè, non ci posso vedere. Tu oggi mi sembri tanto Tafazzi. Abbiamo capito che la serata è quella giusta. Permettetemi di salutare anche Max Velotto. Buonasera Max. Buonasera a tutti quanti voi. Ciao, grazie a Carlo Brevo. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Grazie alla regia, perché gli abbiamo detto un secondo fa, abbiamo visto questa cosa. No, abbiamo chiesto subito ai nostri tecnici, sono operativissimi. Sono straordinari. Va bene, fammi andare un attimo da Giulia. Buonasera Giulia. Buonasera Angelo, buonasera a tutto lo studio e buonasera a voi, nostri cari telespettatori. Vi ricordo il numero sempre per interagire con noi è 342 771 2855. Allora, noi per mettere i puntini sulle i, come sempre rivediamo quello che è successo in questa partita e qualcosa tornerà di nuovo a fare arrabbiare, fra virgolette, anzi no, senza virgolette, chi ci segue da casa, chi ha visto la partita ieri. Rivediamo il match tra il Potenza e il Catania, la copertina è nel montaggio di Ottavio Longo. Una squadra imbattuta in casa contro un'altra, il Catania con 13 clean sheet in questo campionato. Partita importante fra Potenza e Catania. Al Viviani, il direttore di gara che controlla tutto e si parte. C'è il Catania a proiettarsi in avanti, il pallone per Jimenez che salta un giocatore, poi va al tiro, la gran parata di Cucchietti. C'è il gol del Catania e ha segnato, indovinate chi? Forte su calcio d'angolo, cross di D'Ausilio e colpo di testa di Forte. Lunetta in certi casi va nella linea praticamente dei difensori del Catania. Il pallone intanto che arriva e c'è il gol. C'è il gol da parte del Potenza, subito gol del Potenza, non è durato neanche un minuto la rete del Catania, il gol è di Bruschi. Calcio d'angolo per il Catania con Jimenez e D'Ausilio sempre sul pallone. Il pallone deviato ancora da Casasola, il colpo di testa di Casasola e la gran parata di Cucchietti. Il pallone proprio per Selleri che viene trattenuto da Di Gennaro e arriva il fallo da parte del difensore del Catania.
punizione che viene finalmente battuto da Donnarumma, il pallone in mezzo all'area di rigore, c'è Caturano, l'intervento di Cucchietti, la palla che resta lì e il gol da parte di Pieraccini, ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo forse sul portiere. Il pallone era finito in rete con l'ultima deviazione da parte di Pieraccini. Ecco l'arbitro in questo momento che ritorna in campo, è l'ennesima revisione di questo finale lunghissimo. L'arbitro che adesso va a dare il fuorigioco che ha portato all'annullamento del gol di Pieraccini. La partita finisce in questo momento 1-1 per 1-1 qui al Viviani fra Potenza e Catania. Allora, abbiamo sentito e abbiamo rivisto tutto, stasera cominciamo in maniera diversa. Vorrei andare da Giulia, 3 messaggi Giulia, appena 3 messaggi per capire qual è l'umore da casa. Lo capiremo subito, guarda, già dai primi messaggi. Buonasera a tutto lo studio. Il nostro Catania sta subendo troppi torti arbitrali, ma la società deve farsi sentire, così alla lunga sono punti pesanti che poi ci mancano. E ancora una volta scompaiono gli episodi scandalosi dagli highlight forniti dalla Lega Pro. Come mai? Ora basta, troppi danni arbitrali con rigori non concessi e gol regolari non convalidati. Forse c'è qualcuno che non vuole il Catania in B? Una prova, il sacrosanto ripescaggio negato in Serie B, immotivato un po' di anni fa. Una risposta dallo studio, chiede un nostro telespettatore. E poi ancora, settimanalmente siamo danneggiati da arbitri incompetenti e noi però dobbiamo essere, e lo siamo, più forti di tutte le avversità. Buonasera Corner, peccato, è vero, abbiamo giocato male, però il gol non era da annullare, arbitro molto scadente. Poi un altro messaggio, che questo è per Toscano, una critica a Toscano. Io personalmente mettevo tutti gli attaccanti che avevo in panchina quando il Potenza è rimasto in 10. Bene, ci fermiamo qui, grazie Giulia. Questo c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Io vorrei iniziare con Carlo Breve perché volevo la tua impressione. Hai seguito la partita con noi ieri durante diretta stadio, abbiamo visto tutti i 105 minuti, quelli che sono stati, più i 4 di recupero del primo tempo, sono diventati 109. Che cosa ci lascia questa partita? Allora, al di là del fatto che bisogna dirlo, il Catania ha perso 2 punti importanti con un gravissimo errore arbitrale, perché se l'arbitro avesse convalidato il gol così come era giusto, il Catania avrebbe portato a casa questa vittoria. Non possiamo non dire che il Catania ha perso una grandissima occasione in un campo difficile, ma in una partita che si era messa nei binari giusti. Già dopo il primo gol c'è stata una disattenzione difensiva, nonostante la bella azione del Potenza. Secondo me lì la linea difensiva si deve muovere meglio, soprattutto Concelli, che su palla libera di Adiopogam deve scappare, deve andare a rincorrere la sua zona e non avrebbe permesso di trovare quel buco dove si è infilato Bruschi. Ha fatto secondo me un gran gol, ma se lui si fosse mosso in maniera diversa il Catania non avrebbe preso gol. Ma al di là di questo, il Catania poi in 11 contro 10 per più di 70 minuti deve fare un altro tipo di partita. Purtroppo il Catania ha un limite, è una grandissima squadra, una squadra che merita il primato, ma ha il limite di non saper mettere alle corde l'avversario. Il Catania è fortissimo ed invalicabile quando l'avversario cerca di fare la partita, cerca di impensierire, lascia apposta il palleggio alla squadra avversaria e diventa invalicabile, soprattutto diventa forte nel ripartire. Quando il Catania ha bisogno invece di fare la gara, di forzarla, così come è successo per esempio contro il Casarano, il Catania trova delle difficoltà a trovare i buchi giusti nella difesa avversaria e mister Toscano ha delle sue idee, non cambia mai sistema di gioco. Dico, i suoi 5 campionati vinti probabilmente li ha vinti sempre con questo sistema di gioco, senza mai cambiarlo, perché anche ieri ci potevano essere le situazioni per cambiare sistema di gioco e mettere qualche situazione in più, togliere un difensore e mettere magari un attaccante. Ha tolto gli uomini più di qualità nella partita, cioè D'Ausilio e
Jimenez ha lasciato in campo e ha messo in campo uomini con caratteristiche diverse, non è riuscito a mettere alle corde il Potenza, che si è difeso tutto sommato con ordine. Le uniche occasioni vere da gol sono state quelle di Lunetta, clamorosa, ma poi non mi ricordo, a parte il gol regolare di Rolfini, non mi ricordo che il Catania abbia messo alle corde l'avversario. Questo è un limite sul quale secondo me deve lavorare mister Toscano per riuscire a vincere queste partite, che secondo me poi diventano importanti per vincere il campionato. 2 minuti, poco meno a testa per Vagliasindi e Patanè. Un primo tocco, ve lo sentire anche Velotto, un giudizio sintetico sull'arbitro. Diceva Vasco Rossi, ho perso un'altra occasione buona stasera, colpa di Filippo e colpa di Domenico, no? Perché lì era colpa d'Alfredo. Filippo è il nome di battesimo del direttore di gara, Domenico è il nome dell'allenatore del Catania, perché c'è un dato ponderale sul quale obiettivamente non possiamo sottovalutarlo. Il fatto che il Catania fuori casa finora ha realizzato il 32% dei risultati utili rispetto al 70% circa di quelli maturati in casa. Che quindi il Catania abbia quest'anno un limite nella preparazione delle partite fuori casa è di evidenza, perché sta per concludersi il girone d'andata e quindi non è una rondine che ha fatto primavera o fa tempesta, è un trend che obiettivamente il Catania non è riuscito a raddrizzare lungo il percorso di questo campionato nell'arco del girone d'andata. Poi c'è obiettivamente una serie di circostanze che riguardano tanti aspetti che abbiamo ieri accennato. E oggi approfondiremo. Se ne accorgono i telespettatori che sugli highlights della Lega non compaiono quasi mai i casi importanti del Catania. Ma non solo quelli del Catania, attenzione, devo dire che c'è il problema nella realizzazione degli highlights, vi chiedo scusa. Non è così. In tutti gli highlights, no. ovviamente... Salernitana Crotone, è stata di lunedì sera, fu annullato un gol alla Salernitana, per un mastodontico fallo di mano e fuorigioco, ne discusserò. Fu montato negli highlights. E quindi spiegatemi se il motivo è lo stesso. Perché quello è un posticipo del lunedì sera, la produzione di quella partita è una produzione diversa rispetto a tutte le altre partite. Però fu trasmessa sul solito broadcaster satellitare. No, ma è una produzione della partita del lunedì sera. Ma gli highlights o il criterio è uno o ce n'è di più di uno. E bisogna vedere qual è la produzione, che tipo di struttura tecnica c'è. Ti assicuro che la partita fu trasmessa sul solito network satellitare. Quante telecamere c'erano? 5. Picerno Salernitana. Allora, cosa stiamo chiedendo in questo momento? Che ci siano sempre lo stesso numero di telecamere quando ci deve si giocano essere una telecamera sulle gare delle squadre in testa. Cioè le prime tre, almeno le prime Salernitana e Catania devono avere la stessa copertura televisiva con la stessa ogni domenica. Con la stessa produzione. La produzione la decide la Lega, non i club che organizzano le gare. Chiariamolo, la organizza la Lega. È tutto un prodotto della Lega. Ieri sera ci siamo così confrontati. E per questo sto male. Esatto, per questo motivo. No, perché è salita anche la febbre. Perché proprio la Lega dovrebbe garantire per parità anche di valutazioni nel corso dell'FVS, perché un discorso è lavorare per un direttore di gara, bravo, non bravo, preparato, di primo pelo, di terzo anno, di quinto anno, con 5 telecamere, addirittura a volte con anche le 2 retroporta, ma lo diciamo a chi ci sta ascoltando. servono necessariamente per capire il fuorigioco le 16 metri. E allora, senza 16 metri non è possibile stabilire se c'è un fuorigioco. E allora, dai alibi agli arbitri. Qualcuno mi deve spiegare, o meglio, non c'è bisogno che me lo spieghi, perché io non sono un complottista. Io penso che il Catania la partita di ieri la deve vincere sotto un profilo tecnico, perché ha avuto 80 minuti per giocarsela in superiorità numerica, non ti può riccare con un sistema di gioco. Ho fatto ieri a domanda a Toscano, gli ho chiesto se poteva cambiare la partita alla panchina, più chiaro di così mi ha detto di no, è il suo punto di vista. Ci ho messo tutti gli attaccanti che avevo, in realtà, ma non forse contemporaneamente. In realtà c'è un sistema, ovviamente lui è troppo intelligente. Mi togli forte. Esatto. E mi togli forte. A fronte di una situazione... L'unico attaccante che non deve togliere, me lo togli in cambio di un Caturano che al momento vale Montalto. Forse, diciamolo chiaramente, forse anche meno. In questo momento Caturano vale Montalto. Scusami Alessandro, né tu più né meno. Il tuo quadernone Montalto alla penultima
giornata d'andata, forse un gol aveva fatto sul rigore, quindi forse, a Caserta forse vale, o a Giuliano, forse vale Montalto. Allora ragazzi, la discussione è veramente interessante. Alessandro, arrivo da te fra un istante. Devo fare pubblicità, Angelo. Ancora? Ci dobbiamo fermare. Allora, altri argomenti. Fra poco. Le 5 telecamere e soprattutto l'atteggiamento di arbitri, ma qui ne parlo con Velotto, perché Velotto mi aveva raccontato la direzione arbitrale mezz'ora prima di andare in onda, mezz'ora prima di vedere la partita, e qui e allora Velotto adesso chiediamo soltanto il voto sulla direzione arbitrale, poi ci torniamo fra un istante. Voto 5. Troppo. Basta, fermatevi qui, ci fermiamo, c'è la pubblicità e dopo torniamo con tutti i temi che abbiamo già. 2 minuti ancora e anche 2 minuti per Alessandro. Ma io t'ho interrotto. Montalto, ricorda. Ci fermiamo. Allora, situazione piuttosto calda, torno da Giulia, 2-3 messaggi anche adesso e poi devo fare recuperare i 2 minuti ad Alessandro Lavagliasini. Vado. Enzo scrive: ho l'impressione che non vogliono che il Catania stia in vetta alla classifica. Designazione arbitrale un attimo, pessima. fanno finire almeno. E il gol di Lorfini era regolarissimo. Giusto. Prego, Patrick. Sì. Poi? Ah, ancora, Primo ok. no, secondo sì. Tutti compatti, squadra, tifosi, dirigenza, giornalisti e città, contro tutti e tutto. Il Potenza non era con 1 in meno, ma con 11 in più, visto che l'arbitro era dalla loro parte. Gianni, ma questa squadra, quando esprimerà un gioco degno da capolista, manca un vero regista che speriamo arrivi a gennaio. L'ultimo. Secondo me il Catania, che ogni settimana porta allo stadio 18.000 spettatori, alla Lega di Serie C fa comodo che rimanga in questa serie. Da Giovanni. Ci fermiamo qui, vado da Alessandro. Intanto vi confermo che nel girone d'andata Montalto l'anno scorso fece un gol a Giuliano su calcio di rigore. Ma giocò tutte le partite, adesso io non voglio fare in questo momento, diciamo, un minutaggio. La prima parte non la giocò. È molto simile a quello di Caturà. Esatto. Sì, poi fu cancellato perché ok, vabbè. Allora Caturano meno di Montalto in questo momento. Ti ero corretto proprio per dirti questo. E adesso tu che cosa ci devi dire? Allora, io voglio dire che è un po' la sponda al trampolino che ha messo Angelo sul fatto che il Catania in chiave esterna finora ha un rendimento completamente diverso da quello casalingo, ed è su questo aspetto che secondo me ancora il processo di maturazione di questa squadra non è completato. Il processo di maturazione deve portare verso l'ambizione del primato, del primo posto e quindi della promozione. Catania su 9 gare in trasferta ha fatto 13 punti su 27, quindi neanche la metà dei punti disponibili, e ha realizzato appena 10 gol in 9 trasferte, quindi poco più di un gol a partita in trasferta. 2 sole volte ne ha segnati 2 a Caserta e in casa del Giuliano. A Caserta ne ha segnati 2, in casa del Giuliano ne ha segnati 3. Per il resto o ha fatto un gol o non ne ha fatti, come per esempio a Cerignola, a Casarano e basta in queste due partite. Il 70% dei gol realizzati in trasferta sono appannaggio di Forte e Lunetta. 4 ne ha fatti Forte, 3 Lunetta. Quindi 7 su 10, il 70% di questo bottino offensivo è distribuito su 2 soli giocatori. Questo ci impone delle riflessioni, perché sia in termini di quantità di gol segnati che di distribuzione di questi gol nelle gare in trasferta è evidente che non ci sono tanti sbocchi alla manovra offensiva in trasferta, cioè è una squadra che ha capitalizzato situazione della palla inattiva. Picerno ieri nella prima parte della stagione, oppure sono situazioni da palleggio, scarico sull'esterno e giocata veloce all'interno dell'area di rigore per chi è in area. Per partite come quelle di ieri o come quella di Casarano, dove a un certo punto il piano gara che il Catania aveva in mente è cambiato, manca il piano B. Cioè il piano B, secondo me, è la ricerca di una manovra che per vie centrali
riesca a mettere il pallone alle spalle del difensore per l'attacco della profondità dell'attaccante. Un conto che un difensore, Carlo ce l'insegna che ha giocato nel calcio professionistico di difensore, un conto che deve difendere una palla che va alle sue spalle, un conto che deve difendere su una palla laterale dove lui ha più tempo per posizionarsi e vedere meglio la traiettoria del pallone fino all'arrivo in area di rigore. Su questo aspetto specifico, e concludo l'intervento, credo che il Catania debba fare dei grossi miglioramenti, o con i 2 centrocampisti centrali o con i trequartisti, fermo restando che l'infortunio di Cicerelli ha tolto al Catania chiaramente una fonte di gioco, di questo tipo di gioco, importantissima. Volevo sentire Carlo, poi torno da Angelo e poi facciamo un giudizio più, diciamo, corposo sul direttore di gara. Catania gioca e ha giocato sempre sulla qualità dei 2 trequartisti, Cicerelli e Jimenez sono 2 trequartisti di grande qualità, ha giocato Lunetta in quel ruolo, ma Lunetta è più punta, più attaccante, sa attaccare bene la profondità. Al posto di Cicerelli ha giocato D'Ausilio, che non è proprio al top della condizione, ma sicuramente esprime dei livelli di qualità importanti, così come Jimenez ieri. Ieri il Catania si è privato al 60° di questi 2 uomini, perché uno era uscito alla fine del primo tempo D'Ausilio e uno uscito al 15° del secondo tempo, Jimenez, per far posto a Donnarumma e Pieraccini, che hanno sostituito proprio Jimenez e Allegretto. Si è ritrovato il Catania con poca qualità in mezzo al campo. La qualità che ci potevano dare sicuramente D'Ausilio e Jimenez non la possono dare giocatori con altre caratteristiche. Carlo, mi sforzo. Avresti tolto Forte, scusami Angelo. Non avrei tolto Jimenez, prima di tutto. E Forte? Allora, se metti Caturano, difficile pensare a un attacco con Caturano, Forte e Rolfini. Ma dopo aver Difficile, visto Caturano giocare in quel modo avrei e tolto... avendolo allenato in settimana, Ma potevi Caturano, pensare sai, che ti potesse dare Caturano, di più di quello che ha dato? Tu hai Caturano, lo devi mettere in un momento della partita. Ma non è un dogma, Carlo, perdonami. Lo devi mettere. Cioè, tu Alessandro. hai delle contingenze. È un momento della partita. Sono 8-9 partite. Ma guarda ha fatto che- un assist a Caserta. guarda che- non ha fatto nulla fino a Caturano. Ma è entrato in momenti morti delle gare. Vabbè. È entrato in momenti morti. Un attaccante forte se lo ravviva il momento morto. Devo Cioè, dirti scusami, che quando è entrato, per esempio, all'inizio col Siracusa, ok. ha fatto 2-3 2 conclusioni mesi fa. da grande attaccante. E nelle partite in cui ha giocato titolare il Catania non ha espresso una grandissima mole di gioco in cui ha messo gli attaccanti in condizione di non fare l'avrei gol. cambiato Forte. Carlo, Quello è un altro discorso. Sinceramente io Quello è non un l'avrei altro cambiato. discorso, però ti ripeto, Sì. perché il Catania non ha espresso qualità di gioco ieri, per esempio? Perché secondo me ha tolto 2 fonti di qualità e gli altri giocatori hanno altre caratteristiche, Carlo, però- non hanno quella di saltare l'uomo. Poteva entrare Stoppa, paradossalmente, che ha le caratteristiche di D'Ausilio e Jimenez a livello di qualità, ma in questo momento ne fa a meno. Toscano ha preferito altri uomini. Carlo, ne approfitto però del trampolino, visto che ci facciamo i trampolini con Alessandro vicendevolmente, da un'idea di Alessandro che è molto chiara. Beh, la partita di ieri, preparata in un certo modo, prevedeva 22 in campo. A un certo punto, in un buon momento, il Potenza perde un giocatore, perde tra l'altro un attaccante, non perde un giocatore qualunque, l'attaccante che aveva realizzato il gol. Allora, facciamo sentire, mentre tu discuti di Forte e di altro, Sì. abbiamo parlato della sostituzione. C'è una clip, il momento in cui Forte viene sostituito. Sì, Sostituito. perché Vediamo un stavo attimo arrivando. di capire qual è stata Non era- anche la sua non era felicissimo. reazione. Non era assolutamente No. felice per L'abbiamo niente. detto ieri in diretta. La possiamo vedere Direi, adesso? direi che ha smoccolato di brutto. Aveva ragione. No, però tu facevi, eccolo qui il momento della sostituzione e poi l'ingresso in campo di Caturano Forte e esce vedete lateralmente. e Guardate. qui insomma non è per niente felice, assolutamente. Che non è l'infelicità del giocatore che viene sostituito, cioè nessun giocatore vuole essere sostituito e quindi tutti la vogliono giocare e tutti si arrabbiano al momento delle sostituzioni. Probabilmente c'è quel pizzico di risentimento nel fatto che comunque Forte voleva continuare a giocare quella partita
era forse anche giusto che la giocasse anche Caturano, che era l'ex di turno, ed era proprio Vabbè, questo. ma non è una sagra paesana, fammi- perché fammi- giochi col vabbè, Potenza e gioca vabbè, ci Caturano, sto la arrivando. prossima Ma ci giochiamo... sto- guarda che insomma, una volta c'è il calcio professionistico, ti sto ragazzi. raggiungendo, è che tu non mi vedi allo specchietto del televisore. Ma non mi perché stai piacciono questi stai ragionamenti, guardando- sono populisti, ogni dai. tanto vai a guardare anche da È dietro, calcio professionistico. perché qualcuno ti sorpassa e manco te ne accorgi. Allora ti chiedo, Carlo, con un uomo in meno non è una follia tecnica pensare di poter continuare a giocare la stessa partita che avevi pensato 11 contro 11? Ti hanno tolto un attaccante come squadra avversaria, tu hai una squadra arroccata sulla linea difensiva e continui a giocare, a pensare di giocare 11 contro 11. È un po' come il deserto dei tartari, no? Quella sentinella che sta lì pensando che prima o poi passi l'esercito e sta lì, l'esercito che non passa mai. Cioè, è quasi una fobia di avere pensato ancora una volta, beh, la sto giocando 11 contro 11. Non era così, c'era la possibilità. Ti rispondo in maniera semplice, Angelo. Non conosciamo i passati di Toscano, non l'ho analizzato nel passato, La non partita so. di ieri. No, Ha sempre giocato sulla a 3 dietro, sulla partita di sempre ieri. 3-4-1-2 circa, 3-5-2. La partita di ieri. Toscano ha questo dogma. Probabilmente in questi 2 anni non ho mai visto Toscano mettere una squadra 4-2-3-1 anche durante la partita. Forse ha fatto qualche volta Sì. 4-4-2 l'anno scorso. In un'emergenza. In qualche situazione di emergenza ha fatto 4-4-2. L'ultima partita col Pescara fece quel cambio Montalto-Celli 4-4-2 che fu penalizzante. Probabilmente Toscano non condivide il fatto di togliere un difensore per mettere un attaccante e mettersi per esempio 4-2-3-1. Ieri Esatto. sarebbe stato molto semplice È proprio mettere il sistema. 4-2-3-1. Ma probabilmente è il suo modo di vedere il calcio, e con questo modo di vedere il calcio ha vinto 5 campionati, ha avuto sempre ragione lui. Quindi ci sta che lui si intestardisca e abbia questo dogma nella sua testa. Vorrei sentire adesso un giudizio completo, perché abbiamo dato una cosa sintetica sull'arbitro, il voto 5, ma questo 5 scaturisce da cosa? Allora, io vorrei un attimo collegarmi al 5 un pochettino che mi ha contestato Angelo, perché Sì. sarei d'accordo con lui se non ci fosse una piccola attenuante, perché l'errore comunque del gol annullato, diciamo, è in cooperazione con l'assistente. Lui è vero che va a rivederlo, però per esperienza ormai vissuta, per quelle che sono le esperienze che ci sta restituendo l'FVS, abbiamo capito che quando vanno all'FVS per valutare le situazioni fuori gioco non cambiano mai idea. Max, Quindi era un po' anche sulla gestione di Cucchetti, perché Sì. su quella gestione l'arbitro Io mi è parso ci arrivo- ancora più lacunoso, al di là dell'errore in cooperazione. Sì, io ti dico che, per usare dei termini che utilizzavo io quando facevo l'osservatore degli arbitri in Serie A e Serie B, io dicevo sempre che per analizzare un arbitro dobbiamo avere un elemento ben preciso. Allora, le partite si dominano, si accompagnano o si rincorrono. Allora, premesso che lui non l'ha mai dominata questa gara, l'ha accompagnata fino a quando gli eventi sono stati ordinari, quello che ci siamo detti, e ma l'ha anche rincorsa perché- purtroppo nell'ultima mezz'ora, perdendola completamente nel controllo. Nella perdita del controllo c'è sicuramente la gestione, diciamo, scarsa gestione delle Pessima. perdite, la pessima gestione delle perdite di tempo. Ha, come ho detto anche ieri in diretta stadio, contribuito a far sì che i giocatori del Potenza perdessero tempo senza un minimo di incisività nei loro atteggiamenti. Il portiere del Potenza è l'emblema di questo atteggiamento, gli ha permesso di fare tutto, di perdere tutto il tempo che voleva, Di simulare un fallo è proprio inesistente. sì, ha simulato di aver subito un fallo che non è stato mai toccato. Questo qua, insieme agli episodi singoli che poi hanno determinato il risultato finale, quello che balza di più all'occhio è stata proprio la mancanza di personalità che gli ha permesso che non gli ha permesso di evitare questo atteggiamento ostruzionistico a parte del Potenza, che ha incanalato la partita dove voleva. Perché come ho detto ieri, scusami, come ho detto ieri, un Potenza che era in 10, che era stanco dell'impegno che non vedeva l'ora di fischiare la fine e che si era arroccato, l'arbitro ha permesso tutto questo. Ma che ci azzecca la designazione di Colaninno in Potenza Catania? Questo, cioè, secondo me è incomprensibile. Orsato,
chi lo porta a designare un arbitro di questo livello per la partita della capolista. Ma Cioè, l'aveva detto e già questo ieri è Max in incomprensibile. apertura di Anche diretta prima. stadio. Sì, ha detto che era Mi ha perplesso, fatto ma io non riesco a entrare nella logica del ma designatore. non Non fa è lui la il prima volta che disegnatore, fa no? esperimenti quest'anno col Catania. Picardi a Cava dei Tirreni, Frasiniak, Esatto. manco te lo dico. Cioè, perché? Cioè, qual è il criterio? Ma guarda, io credo sempre che quando si accosta il nome ad una partita è perché magari quel nome in quel momento che noi non conosciamo e che non sappiamo, può avere delle valutazioni positive, un trend positivo. È come quando un allenatore ha un giocatore in forma e lo fa poi giocare. lo schiera in campo e non fa una bella figura. Dice, ma perché l'ha fatto giocare? Perché durante la settimana l'ho visto in forma, quindi viene da delle prestazioni che secondo i report che riceve settimanalmente il responsabile della commissione. In questo momento qui Colanino molto probabilmente veniva da delle prestazioni importanti, cioè prestazioni positive, sicuramente su gare non importanti, perché io ho visto il passato recente di Colanino e non mostrava partite sulle quali dici seconda ha fascia. fatto il big match del girone B, l'ha fatto alla grande e ora si può permettere di fare la capolista fuori E casa. allora è un azzardo. Sinceramente, Comunque. allora, io però volevo dire una cosa e qui concludo. Non dimentichiamoci mai, non ci dimentichiamo mai, che la Serie C è un bacino dove purtroppo, dico purtroppo, gli arbitri sono in un momento di crescita, sono in un momento di valorizzazione e gli arbitri purtroppo, poi mi direte sì ma capitano sempre al Catania, no, purtroppo quest'anno stanno capitando in un sacco di situazioni, perché il totale, noi vediamo continuamente non solo le partite del Catania, perché giustamente per informazione e per guardiamo. cultura generale ci informiamo anche, ci vediamo anche le altre partite, che non è che sugli altri campi poi avvenga qualcosa di meglio a favore o a sfavore di qualcun altro. Purtroppo il livello arbitrale, mi dispiace dirlo da ex arbitro, mi dispiace dirlo, ma purtroppo il livello arbitrale in Serie C è da terza serie. È un livello basso, non ci possiamo permettere, non possiamo pretendere di avere arbitri di un certo livello che non sbagliano niente, e questi sono arbitri che più vado avanti e più mi accorgo Allora, che a mancano. maggior Permettimi, ragione, allora, ragazzi. occorre che ci vogliono le stesse camere Esatto. anche a Giusto. 16 metri. Allora, Ci torniamo Apriamo ragazzi, ci campi dobbiamo dove fermare, siamo in giocano ritardo le di tre 6 squadre minuti, di Alessandro, Verona. Lo siamo in apriamo ritardo di questo 6 fronte, minuti, perché se no- facciamo pubblicità, dopo torniamo, ci sono anche gli episodi a Moviola che sono andato No, a ma vedere, c'è una questione stiamo tecnica, discutendo tanto, Angelo, è una c'è una questione tecnica generale. e stasera da qui Ne diciamo che parliamo. le partite devono essere, per quanto riguarda le squadre di vetta, devono essere prodotte tutte con lo stesso standard. Ci fermiamo, a dopo, Per restate con aiutare noi. anche gli arbitri, Certamente, anche come no. quelli non di primo pelo. Facciamo pubblicità. Allora, riprendiamo dove eravamo rimasti, Patanè, al fatto che Giulia ci deve dare un paio di Tre messaggi. messaggi. Allora, Pippo da Cannizzaro scrive giusto quello che dice Carlo Breve, ma se l'arbitro avesse convalidato il gol di Rolfini tutti avremmo detto Toscano ha indovinato le sostituzioni. Buonasera, non sono d'accordo con quello che invece dice Vagliasindi. Caturano entra negli ultimi 15-20 minuti quando già il Catania gioca in difesa, lo E scrive anche Vito. Caturano gioca in difesa con gli avversari. Vabbè. Prossima, dai. Buonasera a tutti, non ci attacchiamo agli arbitri. Ieri con il Potenza le colpe sono tutte del Catania, perché con un uomo in meno si doveva vincere nettamente. Come vedete ci sono Sì, tantissime li sto opinioni. dicendo apposta, Ce n'è un contrastanti. ultimo messaggio. L'ultimo invece è per Patanè. Egregio dottor Patanè, è inutile prendersela con gli arbitri, impariamo a fare mea culpa. Allora, Un po' per tutti ce Patanè. n'è stasera, ecco. allora, proprio per rispondere a questo nostro Ma telespettatore, in 20 secondi. noi dobbiamo chiarire, anzi far partire una crociata da Corner, che è una trasmissione storica siciliana, forse quella che di calcio insieme a Diretta Stadio ha la storia più lunga in tutta la Sicilia e che ci seguono fortunatamente da tutte le parti, di chiedere alla Lega, perché proprio a favore degli arbitri avere le telecamere 16 metri è una condizione che migliora l'operato dell'arbitro, non quello di ieri, perché l'immagine del non fuorigioco era evidente anche senza la telecamera ai 16 metri.
ma ci siamo accorti che molte produzioni che riguardano Benevento, Salernitana, anche in campi improvvidi come il campo di Picerno, sono realizzate con 5 telecamere. Vi sembrerà una stupidaggine, voi magari non fate il nostro lavoro e sentite che vi parliamo di queste questioni tecniche, invece riguardano davvero la possibilità per il direttore di gara di vedere, chiunque esso sia, lo sviluppo di un'azione e di un gol dall'angolazione, da dove è evidente, dalla linea da cui è evidente il fuorigioco. Allora, stiamo dicendo Il che che in tutte le significa? produzioni dove giocano le prime in Ma classifica, noi dobbiamo mandare, visto che siamo a Catania e ci sentiamo in ogni caso parte interessata, perché in questo campionato non c'è la capolista che schizza sulle altre, qui Salernitana, Benevento e Catania se la giocheranno davvero all'ultimo mezzo punto e quindi ogni punto per le 3 squadre può essere fondamentale. Non vogliamo un trattamento particolare per il Catania, Pari ma trattamento. desideriamo che la Lega, al fine di dare una regolarità assoluta a questo campionato, garantisca Benevento, Catania e Salernitana, o comunque le prime 3 di questo campionato, le prime 4 se dovesse affiancarne qualcun'altra, una produzione dove in casa e fuori casa ci siano 5 telecamere, e allora se abbiamo le PEC, se abbiamo i fax, E se che gli abbiamo highlights vengano montati per tutti con lo lo stesso stesso criterio. criterio. Perché se una persona che non segue abitualmente la Serie C, Sì. per caso legge su internet le dichiarazioni di Toscano al post partita, Va a vedere poi va a l'azione. vedere gli highlights di Potenza Catania e dice: ma questo di che sta parlando? Però- ma è sulla luna. Però, E allora, però- tu hai chiamato in causa Toscano di ieri. Sentiamo Toscano vediamo. di ieri, che cosa ha detto a fine partita Toscano. L'abbiamo Ho preparato. l'impressione che il Catania prima in classifica dia fastidio a qualcuno, perché ogni episodio, ma anche una valutazione oggettiva viene data contro al Catania, ma anche l'ammonizione di Gennaro dopo 10 secondi del secondo tempo, che era in diffida, tante cose che poi ti fanno pensare. C'è amarezza perché oggi meritavamo di portare a casa i 3 punti, per tanti motivi non siamo riusciti a portarli. Guardiamo alla partita prossima in casa con l'Atalanta, perché vogliamo chiudere in testa il campionato il giorno d'andata. Allora, dunque, abbiamo sentito Toscano, adesso, visto che su alcuni episodi c'è anche discrepanza di opinioni, c'è una clip che abbiamo messo insieme e poi dopo facciamo la moviola, fra qualche minuto, perché abbiamo messo insieme il gol annullato al Catania per fuorigioco con il gol che invece è stato realizzato per l'1-1 dal Potenza. Vediamo allora questa clip. Cioè, da un lato Rolfini, dall'altro Bruschi. Esattamente, messe insieme, 2 riquadri, così possiamo in qualche modo verificare se c'è... Perché l'assistente è lo Era stesso. uguale. Esattamente, Stesso vediamo un assistente. attimo che cosa ci fanno vedere dalla regia. Eccolo qui, a sinistra c'è l'azione del Cioè, Catania. guardate i piedi di Bruschi e i piedi di Gennaro. Sono quasi A in linea, destra, sono in nel lato esatto. destro. Sono praticamente guardate allineati. i piedi di Bruschi e i piedi di Gennaro. E guardate i piedi di Rolfini e i piedi di Bachini, i 2 giocatori sul riquadro di sinistra. Insomma, questa è, diciamo, la fotografia, abbiamo stillato A destra i 2 parte momenti. l'asse. Allora, a me sembra che è più in gioco Rolfini Che e forse è più in fuorigioco Bruschi. A me, così, Beh, adesso- in maniera Però, istintiva. Diciamo pure che il guardalinee nel primo caso non alza la bandierina, Convalida. e convalida. Nel E caso lo del rivede Catania, ovviamente il Esatto. quarto uomo, perché sul gol c'è automatica convalidato, la revisione, convalidato. mentre lì siamo costretti a chiamare la card, alza Quindi la l'assistente ha ragione a prescindere, cioè nessuno può sindacare una decisione dell'assistente sul fuorigioco. Abbiamo capito questo. Max, No, io vorrei aggiungere una cosa su quelle la immagini. lasciamo Sì, mentre no, ma io tu vorrei commenti. aggiungere, voi Sì. giustamente abbiamo fatto questo fermo immagine, ma secondo me c'è anche un'altra seconda posizione, perché qua ancora Celli deve intervenire a vuoto di testa,
ma c'è un'altra situazione dove, se non ricordo male, perché io ho un altro ricordo in testa, oltre a questo qua mi sembra che ci sia un'altra piccola situazione dove credo ci sia un'altra giocata, se non ricordo male. Ma detto questo, la giocata, guarda, la palla arriva al giocatore Masseo. Sì, non ho un ricordo sbagliato, perché forse mi ricordavo che Celli faceva un salto a vuoto. Dopo, fa un dopo il salto a tocco vuoto, di fa un Mazzeo, salto a vuoto. la palla supera Celli, che fa un salto a vuoto e arriva a no, Bruschi. perché qua può sembrare che c'è un primo passaggio rasoterra, invece, perché ricordavo, perché l'avevamo giudicato anche il discorso del passo a vuoto di Celli, di testa. Ok, sì, in questa situazione qua, ne abbiamo detto proprio prima, perché guardandolo in dinamica, ora questa qui è statica, è un fermo immagine, però se la guardiamo in dinamica, perché secondo me le cose vanno guardate. Nello stesso istante, guarda, nel momento in cui toccano il pallone, no, ma io dico, se la guardiamo in dinamica, cioè hanno lo stesso identico peso, sia in fase statica che in fase di dinamica, perché secondo me l'errore che fa l'assistente è che, perdendosi l'attimo preciso in cui parte il pallone, cioè il momento in cui viene valutato il fuorigioco, lui, perdendo quell'attimo, vede il giocatore un metro avanti. Però, come l'ha visto con Rolfini, lo doveva vedere anche col giocatore del Potenza. Allora, nella prima situazione c'è quella che porta la rete di Bruschi, l'assistente gli pesa la bandierina e tiene bassa la bandierina, e quindi secondo me fa bene a tenerla bassa, perché le disposizioni dai tempi dei tempi, tutti i designatori dicevano sempre che in caso di dubbio bisogna rimanere giù con la bandierina, a maggior ragione che oggi lo spirito del gioco del calcio è quello che propende sempre di più per lo spettacolo, per le segnature delle reti. Questa cosa viene ancora più enfatizzata, quindi viene richiesta agli assistenti, in caso di dubbio, di rimanere giù. Guarda, con stiamo la vedendo, con la adesso ci hanno bandierina. fatto rivedere dalla regia proprio la dinamica, l'azione, come si evolve. Di rimanere, sì. Eccola qui, adesso la vediamo anche a rallentatore, rallenti. Ok. Qui c'è il tocco, e poi c'è il tocco mancato. Non ricordavo, sì, ecco, è questo qua che mi ricordavo io, però avevo visto il pallone basso e non ricordavo che quella era, diciamo, la genesi del pallonetto. Torno a quello che stavo dicendo, cioè in queste situazioni l'assistente deve rimanere giù con la bandierina, a maggior ragione, perché adesso lancio una provocazione, che la sto lanciando da ieri sera con chi mi sono interfacciato. Se l'assistente non avesse alzato il fuorigioco e il gol fosse stato convalidato e da una revisione di default che viene fatta veniva convalidato, il Potenza si giocava la card per verificare il fuorigioco, secondo voi avrebbero annullato il gol? No, assolutamente no. Perfetto. Come non lo hanno convalidato all'Altamura, in Altamura Salernitana, su un fuorigioco inesistente che ha privato l'Altamura di un gol regolare. Perfetto, quindi, e l'altra cosa che vi dico è che sicuro 100% che la revisione di default, seguitemi bene, la revisione di default che viene fatta dall'OFS e dal quarto ufficiale deve essere convalidata in overrule da loro. Che significa che l'arbitro non va a guardare il monitor, ok? La situazione viene valutata dal quarto ufficiale e dall'operatore FVS, dopodiché nella regolare dicono ok, confermiamo. Il fatto che lo chiamano? Il fatto che Colaninno vada lui a verificare è perché il quarto ufficiale gli ha detto, e sono sicuro di questa cosa al 100%, vieni a valutarla te perché per noi non è fuorigioco, valutala te perché noi non possiamo confermare in overrule quella che è la decisione dell'assistente, quindi vieni te e convalida te, perché questo non è previsto dal protocollo. Quindi senza la giocata della card l'arbitro si è dovuto assumere in prima persona e ha dovuto decidere ciò che non hanno potuto confermare il quarto ufficiale e l'operatore FVS. E questo qua è la conferma che anche loro avevano dei dubbi sulla posizione. E tu gli dai 5. Vi devo fermare, ragazzi. Una cosa velocissima. Gli do 5 perché so, scusami, per noi è una cosa fondamentale, so per certo che al 99% le situazioni queste qua, se non siamo di fronte ad un fuorigioco sbagliato di 1 metro, non le danno.
convalideranno sempre a decisione di Senza- sì. Max, se ci fosse stata la camera a 16 metri? Se ci fosse stata la telecamera a 16 metri avremmo avuto un'altra restituzione di immagine e avremmo discusso di altre cose. E Bene, c'era- fermiamoci qui. Avremmo avuto Avremmo la prova che non Fermiamoci qui, Avremmo adesso sbagliato, vedremo le certo. altre azioni per la Moviola, tutto questo dopo la pubblicità. E anche qualcosa di mercato. È quello senz'altro. Allora, di nuovo insieme, adesso i 4 episodi che abbiamo messo insieme per la Moviola, perché quello che abbiamo visto, il fermo immagine, andava, diciamo, era extra. La posso lanciare una bombetta di mercato? Una sola. Una. No, non come quella, perché Bombetta quella era con la fake. sciarpa. All'inizio è data una fake. No, questa è una cosa seria. Questa è una reale. cosa seria, dai. Giovedì, quindi 4 giorni fa, Sì? la dirigenza del Catania ha formulato un'offerta migliorativa per il rinnovo del contratto di Caleb Jimenez. Oh. Stiamo ancora aspettando. Si attende la risposta dell'entourage del calciatore. Allora, io aggiungo a questa bombetta, come dici tu, di mercato, un'altra bombetta che riguarda le nostre produzioni, perché adesso vi diciamo che Foggia-Catania del 4 gennaio alle 12:30 la trasmetteremo in diretta, in chiaro, in esclusiva. Noi con Paganè, hai Carlo, preparato la valigia? assolutamente, Oh. abbiamo uno zainetto pronto, io e Carlo Pandolfo vi racconteremo questa partita, sarà la prima dell'anno 2026, siamo E emozionati. sarà la prima di una lunga serie, Anche perché copriremo bravo. quasi E tutte tu le che sei il trasferte sei il del vice girone di direttore, ritorno. insomma, ieri Alberto, che è il responsabile delle produzioni sportive, avete lanciato questo primo assist, ma ne avremo altre, possiamo dirlo? Altre 7 partite da raccontarvi in diretta, quindi avremo possiamo dirlo, sì, certo. Benissimo. Abbiamo buona parte del campionato di ritorno, di un campionato di ritorno che noi vogliamo, desideriamo sia il più lineare possibile, proprio per questo diciamo fin da ora alla Lega di attrezzare tutti i campi dove giocano Catania, Salernitana e Benevento con 5 telecamere. Angelo, però c'è chi ci scrive da casa, su questo Sì. voglio fare una precisazione, dice ma perché soltanto questi campi? Attenzione, perché poi ci sono le squadre che lottano per Hai salvarsi ragione. e allora D'accordo. hanno necessità anche quelli. D'accordo. E che cosa si fa durante i playoff Però c'è oppure i playout? Angelo, Però c'è una logica anche di botteghino, esatto. perdonami. C'è una logica Cioè, di- il di broadcaster ovviamente ha versato delle somme, ha acquistato i diritti televisivi, Non- li vuole convertire in abbonamenti. È ovvio che il Picerno non ti può dare gli stessi abbonamenti di Catania in termini di Ma pay anche per Però view. se dobbiamo Giusto? parlare di regolarità, se Angelo, dobbiamo parlare no, di un pre- certo standard, Ho Allora, capito. scusami tanto, vuoi Però mettere se la Serie C è sperimentale, vuoi resta mettere- sperimentale, vuoi mettere una se- promozione in Serie B con una retrocessione dove te ne puoi andare ai play-out. Allora, ai play-out vogliamo fare questa avremo- moviola stasera e D'accordo. poi parliamo di Però, mercato? Angelo, spiegare alla Angelo, gente proviamolo a sentire Matteo che- Marani, esatto, voglio dire, cioè, lo facciamo. chi Ci meglio proviamo di la lui? prossima settimana. Chi meglio di lui ci segreteria può... di redazione, 5 camere che non hanno costi, cioè le due... No, Angelo, non le esistono due- telecamere senza le costi. due Non esistono, telecamere, Angelo. te lo dico io, Non le due esistono, Angelo, perché la telecamere telecamera anche come ai strumento 16 ha un costo. d'accordo. Alla telecamera Ma ci devi cosa? mettere una persona No, che fa ai il se- camera. ai 16 metri no. Serve la telecamera Ai ai 16 16 metri con un operatore, ai 16 perché metri. bisogna fare il fuoco, bisogna zoomare, vabbè, bisogna dai. stringere, non si Angelo, possono fare queste allora, cose. noi abbiamo Angelo, Pandolfo non si può che fare da solo così. fa, è l'attrezzista, il macchinista, Vabbè, il lasciamo stare, macchinario, lasciamo stare. cioè l'operatore. Facciamo lo vedere scenografo. gli episodi della Moviola, E cominciamo tu con i... vuoi anche Padanè, l'operatore le 16 cose si metri. fanno bene. Allora, Sì, cominciamo con gli allora episodi dimmi. della Moviola e cominciamo dall'espulsione di Bruschi. Bene, allora, l'espulsione di Bruschi, cioè a me questa cosa è un episodio, non dico particolare, è particolare ciò che decide l'arbitro dal campo. E vi spiego perché, perché secondo me, facendo un'analisi a 360 gradi di tutto l'episodio, a prescindere che Di Gennaro venga colpito o meno, ok? Il giocatore andava espulso direttamente, perché se si fa un fermo immagine, calcolando che Di Gennaro è 1,88 m e si fa un fermo immagine che io ti ho mandato anche, Sì. ti ho mandato anche oggi, praticamente è una mossa di karate a un giocatore Bruce che è Lee. alto 1,80 m, gli metti il piede in faccia, mettendo a rischio l'integrità fisica dell'avversario. Quindi il gesto... qui
Eccolo qui, ci arriviamo, guarda. la determinante dell'espulsione non dipende dal fatto che lo tocchi o Oppure meno, no. deve mettere a rischio l'integrità fisica dell'avversario. Ai tacchetti esposti. Ai tacchetti esposti, il piede a martello, dritto, non fa nulla per ritrarre il piede. Questo, anche se non l'avesse toccato, era rosso diretto, quindi questo di default proprio dal campo lo doveva fare. Questo è stato il primo segnale di un arbitro che avrebbe dimostrato poi con il passare del tempo poca precisione. Ma attenzione, guarda, Ma che cos'è poi che mi fa riflettere? Che lui va all'FVS su chiamata giusta, ottima del Catania, perché fa benissimo il Catania, perché anche una persona poco vedente avrebbe visto che questo era un fallo da espulsione. Che cosa succede? Succede che lui tira fuori il giallo, si avvicina e vede, secondo me, come si dice, una ferita lacero contusa ai danni di Gennaro, e secondo me già si rende conto di aver fatto una cosa che non era giusta fare. Va a fare una review velocissima, solo per far vedere che va a fare la review perché è stata richiamato, e fa l'espulsione senza un minimo di tentennamento. Questo perché nella testa di quest'arbitro, secondo lui, secondo il suo regolamento, l'espulsione andava fatta solo perché lui ha visto che ha subito un danno fisico, ma non l'avrebbe fatta senza tenere in considerazione che comunque, a prescindere che tu lo tocchi o meno, quello lì è un'entrata da rosso. Quindi la cosa preoccupante è proprio questo che mi preoccupa a me di questi arbitri, il fatto che non sappiano leggere nello specifico e nel dettaglio e con precisione ciò che avviene in campo. Quindi io non riesco a capire, faccio fatica a comprendere di che cosa hanno bisogno, di un'oggettività reale, cioè vedere un giocatore che sanguina dalla fronte, che poi è stato completamente incerottato. Ma come hai fatto a dargli 5? Lo stesso discorso di Cicerelli. Ma ha fatto a designarlo Orsato. Ma dai a dargli 5. State calmi un attimo, Orsato. State calmi un attimo. Il peccato originale è quello. Patanè vai Non lo puoi sì. designare. D'accordo, State ma se lo hai designato, Patanè, Non lo puoi designare. Qua c'è stato un elemento oggettivo visivo, cioè nel senso che si è reso conto che c'è stata una ferita lacero contusa all'altezza del sopracciglio, e la revisione lo ha poi indotto a fare l'espulsione come è giusto che sia stata fatta. E c'è un danno visivo. Il problema di Cicerelli di 3 settimane fa è che il problema è che il danno visivo non c'era, perché il danno era interiore, ok? Non si è reso conto che gli ha spaccato un malleolo, va bene, e non ha fatto provvedimento. In questo caso qua io sono convinto, per quello che è il livello arbitrale, se non ci fosse stata una ferita lacero contusa all'altezza del coso e andava alla review, lasciava il giallo. E questa è la cosa preoccupante, Angelo, è questo, perché se te non ti rendi conto dal campo che questa entrata mette a rischio l'integrità fisica dell'avversario, hai bisogno di sangue per avere la certezza di fare un'espulsione. Io non ho capito di questi arbitri che cosa hanno bisogno per prendere un provvedimento giusto. Cioè c'è bisogno veramente, leggevo un commento di un telespettatore che diceva: per fare un'espulsione deve essere al 130%, perché se ha un gol regolare deve essere al 150%. Cioè questi arbitri non si prendono un minimo di responsabilità, e questa è la cosa preoccupante. Però Max, poi perché li designano dopo 2 partite? Cioè, se sbagliano in maniera così eclatante, scusami, Frasinac torna perché te lo dico subito, perché loro giustificano l'errore dell'arbitro un momento di crescita. Ah, certo, sempre a scapito nostro, mi pare giusto. Carlo. Sì, Allora, due domande sì. a Max, veloci. Quanto conta per un arbitro aver giocato a calcio nel periodo giovanile? Tantissimo. E che percentuale c'è di arbitri in Lega Pro, in Serie B e in Serie A, di arbitri che hanno giocato a calcio a livello giovanile? Allora, la prima domanda già ti ho risposto, che è importantissimo aver giocato a pallone prima di fare l'arbitro, perché si conoscono tante dinamiche, anche tanti tipi di falli, tanti tipi di giocate e quant'altro. Bassissima, la percentuale è bassissima di chi ha giocato a pallone e poi dopo si è messo a fare l'arbitro, e questo è un limite penalizzante. È un limite molto 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 penalizzante, perché non si conoscono. L'arbitro a volte ti dimostra proprio disconoscenza, proprio incapacità a comprendere certi tipi di giocate. Allora, la prossima immagine che andiamo a vedere, il prossimo caso, è l'ammonizione a Di Gennaro. Siamo in avvio di secondo tempo. Su Selleri. Eccolo qui, c'è una trattenuta. Che Toscano ha contestato poi nel post partita. La trattenuta c'è sicuramente.
Allora, io dico una cosa, questa ammonizione risalta un po' alla cronaca perché la subisce Di Gennaro, che è diffidato, e quindi di conseguenza la prossima partita non giocherà. Se non fosse stato diffidato, secondo me gli avremmo dato l'importanza che doveva. Allora, che cosa risalta all'occhio? L'ammonizione dopo 18 secondi. Allora, io gli dico sinceramente che potrebbe essere sostenibile, uso il condizionale, potrebbe essere sostenibile l'ammonizione per tipo di dinamica d'azione. Secondo io non l'avrei fatta, nel senso che mi sarei giocato un richiamo, avrei detto a Di Gennaro: vedi che siamo all'inizio del secondo tempo, cerca di non comportarti in questa maniera, perché sennò mi induci a doverti ammonire. Quindi io mi sarei giocato, da arbitro esperto e intelligente, mi sarei giocato la carta del richiamo. Se poi andiamo ad analizzare che è una palla dove il giocatore comunque ha la possibilità di giocarla, siamo a 10 metri dalla linea di porta, dall'area di rigore, diciamo che potrebbe essere anche sostenibile, però poteva essere anche evitata. Scusami Max, in fondo aveva valutato allo stesso modo il fallo di Bruschi con questi cartellino giallo, quindi di che stiamo parlando? Allora, prossimo episodio, Max. Il gol annullato a Rolfini. Il gol annullato a Rolfini. Vabbè, Adesso credo che abbiamo ora con l'immagine Rapidamente. c'è inutile che ci torniamo sopra, l'abbiamo analizzato anche prima quando abbiamo messo a confronto le due situazioni, c'è poco da dire, è una situazione dove secondo me l'assistente doveva stare giù con la bandierina, a prescindere che sia in gioco, vabbè, doveva rimanere giù con la bandierina, anche se secondo lui è in fuorigioco di poco, perché è una situazione non chiara, una situazione dubbia, con le stesse caratteristiche di posizione e di azione in occasione del gol del Potenza, è rimasto giù con la bandierina e doveva rimanere giù anche con questo. A parte che ci sarebbe un altro giocatore del Potenza fuori dall'immagine, ma io ho visto quell'immagine, sinceramente secondo me abbiamo un elemento, non dobbiamo andare troppo esterni, andare a cercare la linea del taglio dell'erba o quant'altro, abbiamo un elemento oggettivo che è a 20 cm. Calzettone nero, scarpetta. C'è la scarpetta del giocatore del coso che è al di là del giocatore del Catania. Calzettone bianco, calzettone ricordiamo nero, ai telespettatori che il braccio ai fini della valutazione del fuorigioco non conta, quindi anche se il braccio di Rolfini fosse stato più avanti rispetto al difensore non sarebbe stato fuorigioco. Allora, quindi quello che conta è la sagoma del giocatore, scuso le braccia. L'errore in cui incorre l'assistente è che lui valuta nel momento in cui il pallone arriva a Rolfini, sì. non quando lo tocca Lunetta. È tutto là. Ti spiego. È l'errore dell'arbitro che sulla chiamata non si accorge che c'è una scarpetta davanti a quella di Rolfini, non si accorge che c'è un calzettone nero, direbbe Toscano, che magari ci sta ascoltando, e se il Catania poi avesse vinto in quel momento la partita, probabilmente tutti questi messaggi e tutte queste analisi non ci sarebbero state, che poi alla fine contano i risultati e non contano i dettagli, però i dettagli fanno parte dei risultati. Un ultimo episodio da vedere per quanto riguarda la Moviola, poi ne abbiamo selezionato un altro perché più telespettatori in qualche modo ci hanno segnalato un errore da parte del portiere del Potenza, ma un errore anche dell'arbitro, attenzione. Però adesso vediamo il secondo gol annullato al Catania, sì, questo giustamente. Vediamo Sì, cosa il secondo succede. gol abbiamo questo spiovente in area di rigore, questo colpo di testa che arriva nei pressi di Caturano, che partecipa all'azione, quindi non è un giocatore che non è da ritenersi partecipe e attivo nell'azione, arriva a Caturano che è fuori gioco, quindi io credo che non ci sia assolutamente altro tempo da perderci. Allora, intanto invece andiamo a vedere questa azione, una piccola clip. Che noi ce ne eravamo accorti anche durante la telecronaca. Infatti io un telespettatore mi ha scritto e ringraziamo, perché mi fa piacere questa cosa, gli ho anche risposto e ho detto che mi fa piacere che alcuni si rendono conto di episodi singolari che a livello regolamentare possono avere anche la loro valenza. Questo sì. Perché in questa situazione qua, mentre il portiere esce, prende il pallone con le mani, cade per terra, si spossessa del pallone, lui ha il possesso, se lo toglie il possesso, da questo momento in poi lui non può più rigiocare il pallone con le mani. Esatto. Questo era un calcio di punizione indiretto a favore del Catania e sarebbe stato... E Colaninno tutto a posto. Era a prendere la camomilla. Allora, abbiamo non rivisto fischia tutto. nessuno questo calcio di punizione.
Non lo fischierà mai nessuno. In Serie A si vede spesso che i portieri prendono possesso del pallone, poi lo lasciano e poi se lo riprendono. Perché non toglie la regola. Questo qua è un po' l'esempio che c'era. Ora hanno messo il countdown sulle rimesse a parte, esatto. ma voglio dire, la regola dei 6 secondi c'è sempre stata. Sì. Cioè, voglio dire, non è che, però non la fischiava mai nessuno. Ci dobbiamo fermare ancora, fra poco torniamo. Bombette. Allora, dobbiamo chiudere con la partita Le bombette di di mercato ieri di Alessandro e le bombette di Bertardi. mercato faranno molto. Giulia, il migliore e le pagelle. Sì, andiamo subito a vedere il migliore della partita, che è lui, Francesco Forte, con voto 6,5. Ciò che crea al minuto 11 con il colpo di pinna che manda al bar il clownesco portiere stavolta non viene conservato e la squadra inconsciamente si infila nelle titubanze esterne che si replicano da quel maledetto rigore di Caserta. Il corner con cui lo raggiunge d'ausilio in occasione del gol rimane l'unico pallone pulito destinato nella sua zona. Lascia la partita imprecando senza mezze misure. Questo è stato il migliore. Adesso con l'aiuto della nostra grafica andiamo a vedere anche il voto di tutti gli altri giocatori e vediamo che in porta Dini prende 5,5, linea difensiva Allegretto, Di Gennaro e Celli tutti 5,5, con Pieraccini che entra e mantiene lo stesso voto. A centrocampo Casasola 6, Quaini 5, Di Tacchio 5, sostituito da Corbari che sale a 5,5, Lunetta anche per lui 5,5. Sulle tre quarti Jimenez 5, poi Donnarumma 6, D'Ausilio 5,5 con Rolfini che conferma lo stesso voto. In avanti Forte 6,5, poi Caturano 5 e infine ricordiamo l'allenatore toscano con voto anche lui 5. Allora, Patanè, soltanto un giudizio lapidario, poi sentirei Non anche... sono d'accordo sul migliore perché il migliore per me si chiama Pietro De Giorgio e se avete capito che è il migliore capite pure che chi è il peggiore secondo me. Pietro De Giorgio ha messo in campo una formazione con 3 titolari che avevano non era giocato. giudicato in questa pagella, Ma Patanè, ti sto però. spiegando, secondo me, perché De Giorgio ha fatto scacco matto al Catania e non ha fatto capire nulla a Toscano. Ha lasciato in campo Novella, Filippo e Bruschi che erano gli unici 3 che avevano giocato in Coppa Quindi Italia. non hai voluto esprimerti sul Poi, giudizio dato da Patanè esatto, da esatto. Vagliasindi sulle pagelle Poi, del Catania, no, abbiamo capito. per dire che forse qualche 5 era un po' generoso dall'altro punto di vista. Ne ha lasciati 3, ha cambiato le carte in tavola, è stato sotto di un uomo, si è arroccato in difesa e il Catania non è riuscito a trovare al netto degli errori arbitrali 2, 3, 4 occasioni che potevano portare 2, 3, 4 gol che sulla carta No, la squadra Lazio può in fare. 9 ha vinto a Parma. Esatto, quindi tutto 9 può contro succedere. 11. Fatemi dare Migliore invece è una Pietro De risposta a Giorgio. Carlo sulle pagelle I di voti ieri. sono in linea con una prestazione non brillante da parte del Catania, quindi magari mezzo punto in più o in meno cambia poco. Da poco. Bene, abbiamo fatto le pagelle, adesso Vagliasindi. Dobbiamo fare mercato e poi il prossimo avversario. Facciamo la voce non rifiatare mi i abbandona. telespettatori. Se la voce non l'abbandona. Allora, Facciamo rifiatare i telespettatori che non ci prepariamo 4 numerini. facciamo di nuovo pubblicità? Che dici? E poi tutto quarto d'ora è finale? Così, dai, Vabbè, vediamo chi prima, c'è. prima della pubblicità 2 messaggi di Giulia. Senza domande, Giulia. Vabbè, ok. Ci- Scusate, una ci domanda. chiedono, È ci una chiedono. domanda, è una Brava. domanda un po' retorica. Non pensate che con tutti questi mezzi tecnologici usati male da arbitri scarsi si stia di fatto falsando un po' tutto il campionato con partite che poi durano anche un'eternità? Ultima nota per aiutare gli arbitri, togliamogli quei monitorini a 14 pollici, perché anche questo è un discrimine per l'arbitro che va a vedere a volte contro luce, contro sole, proprio per darla tutta la lettura dei monitor che abbiamo visto intorno a volte 14, a volte 21 pollici. Ormai avere un maxi schermo non costa praticamente nulla, la produzione dovrebbe pure attrezzare gli arbitri di avere dei monitor, a volte non necessariamente quindi riparati dalla luce, dove si possono vedere le immagini, perché non puoi La vedere... Lega potrebbe lanciare una catena di elettrodomestici Esatto. chiamandolo FVS. Esattamente. Con televisori monomarca Il problema qual è? che puoi sarebbero... portarti a casa Padre e Vagliasindi. con tua moglie fai il giochino che ti chiama ieri a vedere, ieri a vedere. Giulia, mi dispiace, Sì. l'ultimo messaggio. L'ultimo, perché è un argomento della serata. E mentre noi parliamo del più e del meno, Bruzzaniti ha fatto doppietta nel solo primo tempo ad Arezzo. Peraltro, Fabio da Catania. Bene, Preparati. ci fermiamo, Bene, fra poco ne prepariamoci. parliamo. Pubblicità. Siamo
siamo nell'ultimo segmento di trasmissione, ricominciamo per Focus mercato. Focus Mercato. Vediamo cosa... Ripassiamo con Giulia. A proposito di questo abbiamo appunto una grafica e andiamo appunto a individuare quali sono le esigenze in entrata. Le priorità individuate sono in 4 reparti. Si cerca un difensore centrale, centrocampista centrale, serve poi un trequartista e infine un esterno sinistro. Queste al momento le principali esigenze del Catania in vista della prossima finestra di mercato. Se possiamo restare sulla grafica per fare una considerazione. Sono chiari i 3 slot che determinano l'ingresso dei primi 3 obiettivi. Difensore centrale esce Martic, centrocampista centrale esce Aloi, trequartista esce Cicerelli. Se maturasse la quarta condizione, la possibile uscita di un trequartista, il Catania potrebbe ragionare anche sulla possibilità di prendere un altro centrocampista centrale anziché un esterno di sinistra, in considerazione del fatto che Lunetta può giocare aperto a sinistra e il recupero di Raimo dà la possibilità di avere un'altra opzione sulla corsia di sinistra. Quindi potrebbe diventare un difensore centrale, 2 centrocampisti e un trequartista. Ora andiamo a fare una scheda di quello che dovrebbe essere il nuovo difensore centrale che arriverà al Catania al mercato di gennaio. La scheda che ci mette in mostra la grafica ci rivela l'identikit del giocatore di cui avevamo già parlato senza fare il nome nelle scorse puntate. Il difensore Mirko Miceli, che ha un trascorso nel settore giovanile del Catania, è in questo momento in forza al Monopoli, è un 91 nativo di Cosenza, è un difensore centrale di piede destro. In questa stagione ha messo insieme 16 presenze e 2 gol senza assist. Ovviamente è da ritenere come il cambio di Di Gennaro, per capirci. Quindi su questo chiedo un parere di grandissima a Carlo personalità, Breve. carisma, esperienza, quindi sicuramente un validissimo rinforzo, come dice Di Gennaro. Torniamo al focus per tornare invece, visto che ce l'hanno chiesto in tanti nel corso della trasmissione, sulla trequartista. Settimana scorsa vi abbiamo parlato con tanto di scheda di Giovanni Bruzzaniti, che è l'obiettivo dichiarato del Catania per quella zona del campo per sostituire Emanuele Cicerelli. Preliminarmente devo fare una precisazione, perché poi arrivano insomma così rimbalzi di cose che non ho mai detto, ma che comunque circolano così bellamente. Segue i rimbalzi. Non mi pare di aver mai parlato di scambio tra Bruzzaniti e D'Andrea. Almeno o sono rincoglionito oppure non mi pare di aver non mi pare di aver mai detto che ci possa essere uno scambio tra Bruzzaniti e D'Andrea. Tu hai un problema, segui i rimbalzi e invece devi guardare dritto all'obiettivo. I rimbalzi, lascia perché poi la gente per strada dice no, ma non è come dici tu, guarda che non si può fare perché lo scambio non si può fare. Ma di quale scambio ho parlato? Io non ho parlato di nessuno scambio. Vai a fare ragionamenti, dai, che gli scambi sono quelli dei treni. Ok. La trattativa tra il Catania e il Pineto va avanti, forte della volontà ferma del calciatore, che ha espresso chiaramente di voler venire al Catania. È un giocatore che interessa ad altre squadre, anche la Salernitana e il Benevento hanno chiesto informazioni la su Salernitana non segue un giocatore del Catania. Però credo che il fatto che il giocatore abbia espresso la volontà di venire al Catania possa essere un indicatore ben preciso, anche perché il prezzo del cartellino non è un prezzo esorbitante in considerazione della prospettiva che ha questo ragazzo, che è del 2000, che sicuramente rappresenta un bel investimento. Se il Catania ha speso 1 milione di euro circa per Leonardi, per la cifra che chiede il Pineto, che è la metà per portare a casa Bruzzaniti, Ponti d'oro. Ok? E allora cosa c'entrava lo scambio? Ma non lo so. Ok. Tra l'altro la condizione per la quale D'Andrea diventi per riscatto un giocatore del Pineto non è neanche maturata.
e questo ipotetico riscatto comunque il Pineto lo deve versare, non è che è una cosa che matura in via astratta o è bitcoin, nulla di tutto questo. Cioè il Catania dal Pineto non ha mai ricevuto alcun bonifico per l'eventuale riscatto di D'Andrea che ancora deve maturare, quindi vabbè. Adesso però chiusa la parentesi mercato, Alessandro? Abbiamo una partita per il momento importante. Vediamo la prossima Sul partita. centrocampista vi diremo la prossima settimana. Quindi Abbiamo fatto la centelliamo. scheda di Bruzzaniti, la scheda di Michele, la prossima settimana vi faremo la scheda del centrocampista. Bene, Non c'è perfetto. O dei centrocampisti. O dei Alla centrocampisti. Loi però Assolutamente non sì. ci importa il centrocampista di contenimento, non No. ci importa uno che metta la palla in verticale. Uno di questi Perché- è una Loi. perché Va bene? Adesso altrimenti invece di parliamo Caturano del prossimo lo lasciamo avversario. sempre in Padanè, panchina. siamo qui, stiamo facendo la trasmissione. Ma io parlavo- Tu fai sì. cosa a parte. Volevo dire soltanto che adesso vediamo il calendario del Catania e poi il prossimo avversario. Vediamo un attimo questo calendario, Sì. Giulia. E andiamo a vedere con l'aiuto della nostra grafica il calendario del Catania e vediamo che il Catania è impegnato domenica 21 dicembre alle 14:30 al Massimino. Ci sarà Catania-Atalanta Under 23, l'ultima partita prima della pausa natalizia. Poi si riparte nel nuovo anno domenica 4 gennaio alle 12:30 con una trasferta Foggia-Catania. Attenzione, ti fermo perché Attenzione, questa partita sarà trasmessa in diretta, in chiaro, in esclusiva da È il Telecolor. primo regalo del Bellissima Il 2026. collegamento comincerà a partire dalle 11:30, 60 minuti prima Bellissimo. del calcio di inizio. E finiremo poi. Quando finirà la partita. Finiremo quando finirà. Intanto andiamo, Esatto. intanto partiamo. Poi andiamo. Poi torniamo alla grafica, poi domenica 11 gennaio alle 14:30 di nuovo in casa con Catania-Cavese e si chiude questo ciclo domenica 18 gennaio, match serale alle 20:30 con Monopoli-Catania. Questo è il calendario. Questo è il Adesso ci calendario. concentriamo sul prossimo avversario, Sì, l'Atalanta, Under 23, che ha perso reduce da perso una in casa. brutta sconfitta interna a Gorgonzola contro il Sorrento 2-1. È una squadra che ha alternato delle fasi altalenanti in questa prima parte di campionato, con un totale di 6 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte, 29 gol fatti, che sono tanti, ma anche 23 gol subiti. Insomma, non è esattamente una difesa imperforabile quella difesa da Bismara. Il miglior marcatore è Dominic Vavassori, un trequartista, 8 reti, 5 gol per Misitano, che è la prima punta, ex settore giovanile della Roma, così come Levac, un altro mediano, ex settore giovanile della Roma. L'altro miglior marcatore è l'altro trequartista Cortinovis, che finora ha messo a segno 4 reti. Possiamo vedere l'ultima formazione schierata, un 3-4-2-1 con Bismara in porta, Guerini, Comi e Berto i tre centrali, Stefanoni, che è un 2008, che è già debuttato in Serie C, poi Levac, Panada, che diciamo, è l'uomo di maggiore esperienza in mezzo al campo, Ghislandi, un altro giocatore esperto e tra l'altro è andato a segno contro il Sorrento. Sulla tre quarti vi abbiamo parlato già di Cortinovis e Bavassori, Misitano la prima punta, tra parentesi vedete le prime alternative scelte da Bocchetti, che è l'allenatore, ex giocatore anche del Genoa, Salvatore Bocchetti, che ha utilizzato anche Edele, Simonetto, Bonamoni e Sissè. Allora, volevo sentire Carlo Una squadra che ho sull'Atalanta. visto giocare una delle prime giornate contro la Salernitana con una grande identità di gioco, una squadra molto brillante che pensa soprattutto al dominio del gioco, però una squadra che chiaramente è così giovane e inesperta nelle transizioni negative, ha subito parecchi gol, lo dimostrano anche i dati statistici, quindi è una squadra che cerca di imporre il proprio gioco, ma chiaramente il Catania può andare a nozze contro avversari del genere. Salernitana, Con lo Foggia, stesso sistema di gioco, scusami Angelo. Catania e Atalanta hanno lo stesso sistema di gioco, quindi cosa possiamo... Vedremo una partita a specchio, quindi con I le duelli. solite coppie, i duelli Decidono che i si duelli. formano. Ma ti ripeto, il Catania contro questo tipo di squadre che vogliono fare la partita va a nozze. Ok. Salernitana Foggia sarà l'altra partita da seguire. Il Benevento invece gioca fuori A casa Cerignola. contro il Cerignola e qui sarà una lotta
da questa giornata di campionato per tutto il girone di ritorno. Adesso quindi non ci io- saranno partite facili o difficili. Ecco Ci sono qui tutti il in calendario, turno. il prossimo Ci turno. saranno Cioè soltanto già il Catania arriverà in campo domenica sapendo cosa ha fatto Esatto. il Benevento a Cerignola, quindi saprà se può o meno scollinare col titolo di campione mentre d'inverno. la Salernitana giocherà dopo. No, giocherà gioca prima, gioca alle prima. 17:30, quindi anche loro. Allora, il venerdì gioca il Benevento, Sabato gioca il la sabato Salernitana, gioca la il Salernitana Catania in gioca casa domenica. col Per una Foggia volta e il sappiamo- Catania gioca di domenica. Scommettiamo che saranno 2 vittorie, perché tutte e due le squadre hanno ormai imboccato un abbrivio importante alla Salernitana. Beh, Dica, sul Benevento a Cerignola qualche Ale, dubbio Ale. ce l'ho. Vabbè, Volevo dirvi che mi siamo sbaglierò. oltre il nostro orario consentito, quindi ci dobbiamo Allora, il fermare. Benevento a Coloro Cava, continuano a parlare. il Benevento a Cava ha fatto la stessa Allora, partita del chiedo alla Catania. regia di ma- abbassare fuori leggermente. casa ha un State- rendimento mediocre. mediocre. Salernitana Schiaccia Sassi sotto in gli casa, scali. È fuori impossibile. casa il Benevento ha delle difficoltà. Allora, volevo chiedere a Max, visto tutto quello che è successo con quest'arbitro, con questa designazione, che cosa ci si deve attendere? Io mi auguro che arrivi qualche arbitro che abbia sulle spalle almeno un bel po' di esperienza. Bene, grazie Giulia. Un solo messaggio. Un solo Uno. messaggio, allora io leggo questo che riguarda i voti di Patanè e dicono voti bassi i voti condizionati non sono di Patanè, ma sono di Vagliasini. di Vagliasini, scusate, così l'esame non è obiettivo. Vabbè, insomma, ma la prestazione si giudica sulla partita, non si Esatto. giudica su altro. E quindi Finora abbiamo fatto 18 pagelle su 18 partite. È ovvio Esattamente. che cambiano di settimana in settimana. Finiamo qui. Mica c'è una pagella per tutto il girone. grazie Giulia. Grazie a voi, grazie a tutti voi per Grazie. averci seguito, buonanotte. Grazie al nostro Max Velotto. Grazie a voi. Grazie a Carlo che di scuola se ne intende parecchio. Grazie, ciao. Grazie Angelo, buonasera. Grazie ad Alessandro A voi, Vagliasini. alla prossima. Grazie a Io Patanè. so soltanto Adesso che c'è la lunedì- differita. So soltanto che lunedì prossimo Ci saremo. ci saremo, Eh, quindi non saremo facciamo solo la qualche giorno partita. prima di Natale, quindi gli auguri la prossima ci settimana. saremo e facciamo il pagellone della stagione invernale. Benissimo. Esatto, così. Il pagellone, benissimo. Facciamo la media dei E voti. io vi porto le bombette. Esattamente. Benissimo, state calmi. Allora, fra poco, subito dopo qualche istante di pubblicità, potrete sentire e risentire e rivedere la telecronaca indifferita della partita tra Potenza e Catania Che con, dura 2 ore, però. che dura 2 ore, con Marco Carli, poi la replica di corner quando sarà notte inoltrata, A quasi a mezzanotte e l'una, mezza, l'una mezza, passata. esatto. No, sarà quasi l'una a quell'ora perché c'è la partita che dura tantissimo. A tutti una buona serata.